la malattia che viene chiamata invisibile, perché noi di aspetto sembriamo sane e quindi si fa fatica ad essere capiti. Un dolore cronico diffuso in buona parte del corpo con affaticamento costante e disturbi del sonno. È la fibromialgia, sindrome che in Italia colpisce circa 2 milioni di persone, una malattia definita talvolta invisibile perché non semplice da diagnosticare. Non esistono esami di laboratorio in grado di evidenziarla in modo oggettivo. Ne soffrono in misura maggiore le donne a qualsiasi età e con gravità variabile. In pratica questo dolore, che interessa i muscoli e le loro inserzioni sulle ossa, è destinato ad accompagnare per sempre chi ne soffre, variando solo in intensità fino ad essere invalidante. Significa che la tua vita non è più la stessa, non è facile, moltissime persone fanno molta fatica ed è facile poi anche cadere in depressione. Invisibile anche per lo Stato. Il sistema sanitario nazionale infatti non riconosce ufficialmente la fibromialgia. Il discorso relativo al riconoscimento è più mirato all'inserimento della fibromialgia nei LEA, nei livelli essenziali di assistenza, e nella legge che tutela le malattie croniche invalidanti. A Villorba, una serata organizzata dalla sezione trevigiana dell'AISF, Associazione Italiana Sindrome Fibromialgica, ha registrato il tutto esaurito, segno dell'estremo interesse sia da parte dei malati che dei loro familiari. Non ci aspettavamo tutta questa partecipazione e anche attiva, c'è stata molta attenzione, questo abbiamo notato ed è stato molto piacevole. E dopo anni di incessante lavoro, di ricerca medica da un lato e di sensibilizzazione politica dall'altro, un disegno di legge è finalmente pronto ad essere discusso dal Parlamento. Il problema più importante per la maggioranza dei nostri malati, delle persone che hanno una fibromialgia, è che molto spesso non vengono riconosciuti negli ambulatori medici, nel contesto familiare, nel contesto sociale, nell'ambito lavorativo. Avere una legge che definisce una volta per tutte che la fibromialgia esiste, secondo me renderebbe giustizia ai nostri malati.